Piazza al Toto Giunta, il presidente Zaia incontra il K3 tutti i neoeletti delle 3 liste che l'hanno sostenuto. Sarà la squadra di tutti i veneti, ha detto il governatore. Bisogna diventare più competitivi, gli artigiani della Marca lanciano un appello al presidente Zaia, con questo consenso può andare a Roma a far valere le nostre istanze. Castelfranco Veneto al ballottaggio, oggi abbiamo incontrato Stefano Marcon, sindaco uscente, candidato per il centrodestra, che ai suoi dice non facciamo l'errore di credere di avere già vinto. Nella Marca 398 tra alunni ed insegnanti in quarantena, se andrà avanti così tra un mese sarà lockdown nelle scuole, così il direttore dell'ULSS Benazzi, che auspica l'ok del Ministero al test rapido in classe. E proprio da Treviso arrivano importanti novità sulla diagnosi del Covid, una nuova sperimentazione dimostra l'attendibilità del test rapido. Oggi il saluto del procuratore Dalla Costa, in pensione dal 1° ottobre, ancora da nominare il successore, lascio un ufficio in grande difficoltà, dice. Dopo tanti mesi di chiusura riapre la sede del gruppo anziani di San Liberale e a sorpresa spunta sulle pareti dell'edificio un enorme giardino fiorito. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la politica dopo le elezioni di domenica e lunedì. Questa sera il presidente della regione Luca Zaia ha incontrato al K3 tutti i neoeletti delle 3 liste che l'hanno sostenuto in questa corsa alla riconquista di Palazzo Balbi. Quindi per tutte le novità ci colleghiamo con il K3, con le nostre inviate Anna De Roberto e Nicoletta Rizzetto. Buonasera Anna. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori, ci siamo. K3 doveva durare mezz'oretta, invece alla fine è durato un'ora e mezza, l'abbiamo atteso e è qui con noi Luca Zaia. Come hai detto, ha incontrato tutti i consiglieri che hanno sostenuto le sue 3 liste, quindi non erano presenti gli alleati Forza Italia, Fratelli d'Italia, ma erano presenti loro. Lei è governatore, un incontro informale, che cosa è stato detto in questa ora e mezza? Beh sì, è stato un incontro meramente delle mie 3 liste. Tanto sono tanti giorni per i neoeletti e dopodiché anche per parlare della filosofia, no? Che è la filosofia che quando tu prendi quasi il 77% di consensi, ho detto guardate, questo è un grande viaggio in aereo, ho fatto questo esempio, intercontinentale, ci saranno tante turbolenze in volo, ma non esiste che
faccio aiutare da degli assessori che sono un altro, cioè finché non ci sarà la giunta io ho tutte le competenze, dopodiché mi faccio aiutare da degli assessori che sono delegati, quindi non delegati del Consiglio, sono delegati del Presidente, quindi ho una grande responsabilità sulla scelta. Del resto, se un assessore si comportasse male non è che vanno dai consiglieri, vengono da me, voi venite da me, i cittadini vengono da me. E allora gli adempimenti sono questi. Proclamazione degli eletti, sembra che la proclamazione avvenga verso il fine prossima settimana, l'inizio di quella successiva, 2, 3, 4 di ottobre. Da lì 10 giorni per l'insediamento, quindi per convocare il primo consiglio regionale, dopodiché presenterò la giunta e si farà il secondo consiglio regionale. E poi si parte alla grande, l'amministrazione. Il governo della Regione Veneto non si è mai fermato, il Consiglio ha avuto questo stallo per le elezioni ma continuerà a lavorare. Insomma, ecco, questi sono i tempi, avete sentito Marta, non so se da studio avete delle domande, altrimenti noi restituiamo la linea. No, grazie mille Anna, noi ci riaggiorneremo naturalmente nel corso delle prossime edizioni, grazie a te, grazie al Presidente della Regione Luca Zaia per questo collegamento. Noi intanto andiamo avanti con il telegiornale perché tra i numerosi consiglieri neoeletti abbiamo incontrato oggi Sonia Brescaccin che ha chiarito come uno degli obiettivi per i prossimi 5 anni sia quello del biglietto unico per il trasporto regionale. Sentiamo. Secondo lei realisticamente si può arrivare al biglietto unico partendo proprio da questo piano di trasporto regionale? Certo, questo è un lavoro che si sta facendo, che si è sviluppato e quindi sicuramente verrà anche portato avanti nei prossimi anni. L'assessore De Berti aveva fatto un ottimo lavoro nei 5 anni passati e penso che potremo fare altrettanto bene ancora sviluppando ulteriormente anche nei prossimi anni. Trasporto pubblico regionale, sul piano dei prossimi 5 anni c'è anche l'ipotesi del biglietto unico. Sonia Brescaccin alla sua seconda riconferma in regione, dopo l'esperienza come assessore e sindaco di San Vendemiano, assicura che il piano regionale dei trasporti potrebbe avere come sua naturale declinazione anche un progetto di questo tipo, andando così ad allineare le politiche per il trasporto del Veneto a quelle degli altri paesi europei. L'obiettivo è dare la medesima importanza al trasporto pubblico come alla mobilità privata su gomma, con il completamento di infrastrutture come la pedemontana veneta. Pensiamo soltanto a quanto sarà molto più agevole e più veloce, per esempio, arrivare da tutte le parti della provincia, muoverci nelle direttrici Treviso, anche Conegliano, Castelfranco, Bassano, eccetera, anche per raggiungere semplicemente degli ospedali che in questo momento stiamo riqualificando e stiamo specializzando, per cui ognuno cercherà la cura più specialistica per la propria esigenza. Ridurre i tempi di percorrenza sulle strade del Veneto lungo le direttrici nord, sud, est, ovest è uno dei fondamenti per il modello di sviluppo economico del Veneto che sarà. Infrastrutture e politiche per il territorio, l'impegno anche per Brescaccin, forte delle sue 8.833 preferenze raccolte, rimane l'autonomia. Sicuramente il tema dell'autonomia sarà il primo grande obiettivo che vogliamo portare avanti, il Presidente ce l'ha lui in prima persona, ma noi insieme io anche mi impegnerò per questo. E poi c'è l'appello al Presidente Zaia da parte delle categorie economiche. Confartigianato chiede di diventare più competitivi. A Zaia, dice il Presidente, con questo consenso può andare a Roma e far valere le nostre istanze. Sentiamo. Elezioni finite, si archivia questa tornata elettorale con un Presidente che ha raggiunto un consenso storico tale da poter andare a Roma e portare le istanze delle categorie. Credo che la sua elezione fosse stata scontata, magari poteva essere meno scontato l'esito, che comunque lo rafforza, e credo che questo faccia sì che lo rafforzi anche magari nel rapporto con lo Stato centrale, non tanto per la questione dell'autonomia, che sarà un compito a lui riservato, ma anche perché attraverso anche queste risorse comunitarie che vengono date allo Stato ci possono essere degli interventi forti nel nostro territorio veneto sulle infrastrutture sia virtuali sia materiali, perché noi possiamo migliorare la competitività. Noi veniamo da un periodo difficile sul fronte sanitario ed il Veneto deve riacquistare la competitività. Credo che ci debba essere una forte azione del governo regionale per superare un po' ancora questo provincialismo che insiste nel nostro Veneto, perché le sinergie vadano messe, diciamo, in rete, perché venga superato il policentrismo per un'azione forte.
Fondamentale agire con un intervento forte sull'innovazione e ricerca, con la messa in rete dei centri di eccellenza e la riqualificazione del personale. Ed ancora la politica con il ballottaggio a Castelfranco. Oggi abbiamo incontrato Stefano Marcon, sindaco uscente, candidato per il centrodestra, che ai suoi dice: non facciamo l'errore di credere di avere già vinto. Parlare male dicendo che Castelfranco è sporca, che l'ospedale chiude, che l'incapacità di questa amministrazione, che c'è bisogno di facce nuove e magari proporsi come faccia che è più di 40 anni che è in amministrazione, penso non sia positivo né per chi me la fa contro, ma chi paga più dazio è la città di Castelfranco. Lui è il candidato del centrodestra, 4 liste a sostenerlo. Il sindaco uscente Stefano Marcon vede sfumare la vittoria al primo turno. Arriva al ballottaggio il 4 e 5 ottobre con una dote di preferenze non da poco, il 47% di voti. Pronto alla sfida, invoca la necessità di continuità di un percorso iniziato con una serie di progetti sul tavolo che attendono di diventare realtà. Rivendica concretezza e di aver sempre bypassato ogni possibile polemica con l'avversario. L'impegno prioritario in termini di macro opere è quello rispetto agli impianti sportivi che attendono da troppo tempo di essere riqualificati. Abbiamo deciso che si fanno lì in via Re di Puglia perché pensiamo sia un'area vocata allo sport. Un tema a cui Marcon vuole far vedere più chiaro ai castellani è quello dell'ospedale. Siamo partiti che avevamo 300 posti letto, ne abbiamo 395, avevamo 20 primari, ne abbiamo 22. L'ospedale di Castelfranco Veneto con la sua preparazione, abbiamo un robot che produce radiofarmaci per tutto il Veneto, c'è una medicina nucleare all'avanguardia e dobbiamo in senso di razionalizzazione sfruttare questa opportunità perché Castelfranco Veneto sia un punto di riferimento regionale e nazionale. L'asso da giocare poi è per il commercio con un piano di pedonalizzazione parziale della piazza già in cantiere. Una parziale pedonalizzazione con una conseguente modifica della viabilità del traffico è nelle nostre corde e nelle nostre aspettative. E torniamo a parlare di Covid perché delle importanti novità sulla diagnosi dell'infezione da coronavirus arrivano dall'ospedale di Treviso, dove una nuova sperimentazione dimostra l'attendibilità del test rapido sovrapponibile a quella del tampone tradizionale. Test rapidi per diagnosticare l'infezione da Covid-19, la grande novità arriva dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Treviso con la diffusione dei risultati della sperimentazione su 3.486 pazienti testati in doppio, cioè con il sistema del tampone tradizionale a biologia molecolare e quello rapido. Il risultato è stato praticamente sovrapponibile. I dati sono molto buoni perché abbiamo una sensibilità molto alta, oltre il 99%, 99,52% e una specificità di 99,28%. Cosa vogliono dire queste due parole, queste percentuali? Che ho pochissimi falsi positivi e anche pochissimi falsi negativi. Quindi vuol dire che il test è affidabile. I risultati trevigiani della nuova sperimentazione cancellano i dubbi sull'attendibilità del test rapido sollevati in letteratura e dopo una sperimentazione allo Spallanzani, ma in questi casi il test venne effettuato su campioni prelevati ore prima o stoccati. Fondamentale per l'attendibilità del test rapido, sottolinea il dottor Rigoli, è l'esecuzione pochi minuti, massimo 15, dopo la raccolta del campione attraverso prelievo rinofaringeo. Enormi i vantaggi. Primo, la rapidità del metodo. Io in 15 minuti so se quel paziente è infetto o non è infetto e quindi isolo immediatamente il paziente e il resto del gruppo che è stato a contatto viene monitorato sempre col test rapido e in questo caso potrebbe continuare a lavorare, potrebbe continuare a scuola a seconda delle condizioni. Il test rapido inoltre si può effettuare sul territorio senza essere mandato in laboratorio. Terzo vantaggio è anche il costo. Tenete conto che una biologia molecolare costa dai 18-20 euro ai 30 euro e questo costa 4,50 euro.
E proprio il test rapido potrebbe essere la soluzione per limitare la quarantena nelle classi. In provincia di Treviso, pensate, sono già 19 le classi in quarantena per un totale di 372 alunni e 26 tra insegnanti e personale scolastico. Se andrà avanti così, tra un mese sarà lockdown nelle scuole, dice il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, che auspica il via libera del Ministero appunto al test rapido in classe. Sentiamo. Basta trovare un caso positivo, un sospetto positivo, che per le linee guida siamo costretti a chiudere una classe. Non possiamo permetterci assolutamente che questo venga portato avanti, perché significa creare il lockdown della scuola. Non usa mezzi termini il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca. Se si procede con questo ritmo, nel giro di un mese tutte le scuole della provincia avranno chiuso i battenti. Ad oggi sono 19 le classi in quarantena per un totale di 372 alunni e 26 tra insegnanti e personale scolastico. A fronte dell'enorme mole di tamponi da eseguire, 635 quelli effettuati ieri a Treviso con l'individuazione di 16 positivi, l'ULSS 2 si sta attrezzando ampliando gli orari per l'effettuazione dei test non solo al mattino ma non stop dalle 7 alle 19. Da oggi siamo partiti con 2 fasce orarie distinte, quindi dalle 7 alle 12 sarà dedicato ai bambini e dalle 12 fino alle 19 per l'altra utenza, insomma per gli adulti. E dopo le lunghissime code di ieri alla dogana di Treviso, sito allestito per il test in drive-in, la situazione oggi è decisamente migliorata con attese assai più brevi. Resta il problema della normativa che prevede il tampone in presenza di sintomi sospetti, dalla febbre alla tosse, sintomi frequenti nei bambini con la riapertura delle scuole. Ci stiamo orientando e noi speriamo che in questo caso il Ministro dia l'ok e anche l'Istituto Superiore di Sanità a poter utilizzare il tampone rapido antigenico direttamente in classe. Ne ho già parlato con la professoressa Sardella, la quale è d'accordo, si aspetta questo ok del Ministero, perché nel momento in cui la classe segnala una persona positiva, sia un operatore sia uno studente, noi arriviamo, facciamo il tampone rapido a tutta la classe. In questo modo, secondo il direttore dell'ULSS, sarà possibile evitare la chiusura delle scuole causa quarantene, che potrebbero essere evitate. Questo anche alla luce dei dati. Ad oggi su 3.322 tamponi a minori eseguiti nei drive-in, solo 2 sono risultati positivi. Sul fronte degli altri contagi resta chiuso il reparto di medicina dell'ospedale di Castelfranco per la quarantena di 13 tra OS, infermieri e medici e 6 pazienti. Resta infine alta l'attenzione nelle case di riposo della Marca, con 77 persone complessivamente positive, 54 ospiti e 23 operatori. E vediamo ora i dati contenuti nell'ultimo report della regione. I nuovi positivi in Veneto questa sera sono 47, che vanno ad aggiungersi ai 175 di questa mattina, portando al totale nella giornata di oggi di 222 nuovi positivi, 6 a Treviso, questa sera, stamattina erano 29, 146 pazienti ricoverati, 18 dei quali in terapia intensiva e nella giornata di oggi si registrano anche altri 2 morti. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo della situazione del Tribunale di Treviso. Il procuratore Dalla Costa ha salutato appunto per andare in pensione, tracciando la situazione. Sentiamo, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio. Oggi il procuratore Dalla Costa ha salutato, andrà in pensione dal prossimo 1° ottobre, ancora da nominare il successore. Lascia un ufficio in grande difficoltà, detto a causa della carenza di organici, ricordando le principali indagini di questi anni. Della Rovinia, la vicenda Compiano, gli omicidi che sono stati registrati purtroppo in un numero direi abbastanza consistente per una provincia tranquilla come quella che si definisce Treviso. I magistrati hanno lavorato bene, anche i magistrati giovani, soprattutto i giovani che si sono trovati impegnati con questi procedimenti così, che mettono a dura prova anche a livello d'udienza la tempra e i nervi del magistrato. Cita alcune delle principali inchieste che hanno caratterizzato i suoi 8 anni alla guida della Procura della Repubblica Trevigiana, Michele Dalla Costa. Il 1° ottobre, quando compirà 70 anni, andrà in pensione. Circa 2000 le inchieste che gli uffici al terzo piano di Palazzo di Giustizia gestivano ogni anno al suo arrivo. Da allora sono quadruplicate.
sono assestate sugli 8.000, che secondo me è ancora un numero basso per questa provincia. Andrebbe messa l'ufficio in condizione di poter svolgere il suo lavoro. E ci sono tante cose, puoi dire ok, apriamo per tutti e facciamo indagini, ma deve avere qualcuno che te le fa. Poi una maggiore attenzione anche sull'attività della pubblica amministrazione, perché qui devo registrare uno scarso numero di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. Mi auguro che sia una pubblica amministrazione estremamente corretta, però per la legge dei grandi numeri mi sarei aspettato e mi aspetterei qualcosa di più. Il problema principale della Procura trevigiana è l'organico. L'aumento degli uomini è sempre rimasto sulla carta ed è questo il principale rammarico con cui Dalla Costa se ne va. Un ufficio che sicuramente è in difficoltà sul versante delle risorse e questo non va assolutamente bene. Speravo di poter avere qualche risorsa grazie alle indagini, al processo di Veneto Banca, ma così non è stato. L'unico aiuto ci è venuto dalla Guardia di Finanza, Comando Provinciale, supportato anche da Venezia, che ha dato una squadra di uomini da impegnare in questo processo. Alla Procura, ammette Dalla Costa, è mancato anche il sostegno del territorio. Sicuramente il territorio non si è dimostrato particolarmente interessato, diciamo così. Io non sono in grado di dire se poi si sia mosso o non si sia mosso, non vedo risultati e quindi devo ritenere che non ci siano state da parte del territorio, da parte della politica territoriale, una particolare attenzione a Roma per sollecitare quelle che io ritengo essere delle legittime richieste della magistratura. E torniamo ora alla politica. Dopo il voto per le regionali a Treviso serpeggiano malumori tra i leghisti. Ad esternarli con la consueta schiettezza l'ex sindaco Gentilini, che rimprovera all'attuale primo cittadino il sostegno in campagna elettorale a Cristian Schiavone a scapito di Federico Caner. Hanno vinto e sono veramente soddisfatto i due figli politici miei, Luca Zaia e Caner. Il voto alle regionali visto da Giancarlo Gentilini, che gioisce per la vittoria del suo pupillo Federico Caner, ma non risparmia stoccate al sindaco Mario Conte, facendosi interprete di malumori che altri leghisti, pur sussurrandoli, non osano esternare. Il riferimento è il sostegno in campagna elettorale che il sindaco avrebbe manifestato a Cristian Schiavone a scapito dell'uscente assessore regionale al turismo. Ho detto a Mario Conte: dovevi essere al di sopra delle parti, perché non comprendo che a un dato momento una parte anche di consiglieri abbiano appoggiato Schiavone, bravo ragazzo, bravo assessore, ma che non aveva la caratura per ricontrapporsi a Caner. Quindi c'è stato un momento che io ascrivo a certo circolo magico che ancora purtroppo resiste e esiste a Treviso. La risposta di Conte non si fa attendere. Avevamo due candidati della città, uno era Federico Caner, che al quinto mandato è stato già assessore, ha ottenuto un risultato strepitoso come tutti ci aspettavamo, e è subentrato l'assessore Schiavone alla candidatura di Barbisan, che in poco più di 3 settimane è riuscito a raccogliere 2200 preferenze. Chi pensa di strumentalizzare e cerca di creare malumore all'interno dell'amministrazione significa che non vuole bene alla città e significa che non ha a cuore il bene dei trevigiani. Ed ora andiamo a San Liberale, dove il gruppo anziani riprende la sua attività in una sede trasformata in giardino. Un giardino fiorito che accoglie i soci dopo i lunghi mesi in cui la sede è dovuta rimanere chiusa. In via Calabria, a San Liberale, la scopertura dei murales che decorano l'edificio che ospita il gruppo anziani Treviso. Prima c'era l'edificio, era celestino e anche bruttino, per così dire, e di certo dopo le prove del lockdown non credo che attirasse molto. Adesso si trovano questa meraviglia con dei fiori splendidi, inventati però col desiderio di essere raccolti. A realizzare i murales la pittrice Laura Bovo e 6 soci del GAT, che lei chiama i suoi garzoni. Un'avventura che penso che avrà anche un seguito, ma almeno spero. Sono stata fortunata che ho avuto degli ottimi garzoni di bottega, diciamo così, che mi hanno aiutato in questo viaggio.
e speriamo che questo rimanga per tanto tempo e che possa far piacere anche alla vista di chi viene a visitare il gatto. È una cosa meravigliosa, veramente, mi ha dato fiducia, compagnia, sorriso, felicità, stare assieme ai miei compagni, ai miei amici. Abbiamo lavorato sodo perché sono stati 2 mesi di impegno molto gradevole, molto bello, dove mi sono misurato con cose che non ho mai fatto. E attraverso queste iniziative si possono tenere insieme gli anziani, i giovani che frequentano l'asilo qui vicino, poi siamo presenti anche noi come sindacato con lo sportello che dà tutti i riferimenti necessari per le pratiche di tutela individuale. Quindi è una filiera che tenuta insieme può far benessere anche in questo quartiere. La sede ha riaperto agli anziani anche se alcune attività non riprenderanno più. Non per esempio il ballo con cautela, il gioco delle carte, eccetera. Però abbiamo anche oggi fatto un appello. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare con un'idea, di venire non a dirci cosa vogliono, ma venire con noi e proporci loro alcune attività. Vediamo come va. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Il punto sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nel bellunese l'ha fatto oggi il direttore generale dell'ULSS, Rasi Caldogno, che in diretta Facebook ha parlato del potenziamento del servizio dei drive-in da lunedì prossimo, disponibili anche a Tai di Cadore e Caprile. La classe di un asilo chiusa a Campolongo di Cadore per un caso di positività riscontrata in un bimbo di 3 anni, 20 persone in isolamento in attesa di tampone, è il caso più eclatante legato alla pandemia da Covid-19 che in provincia ricomincia a presentare numeri significativi. L'ha detto stamattina in diretta Facebook il direttore generale dell'ULSS Dolomiti, 96 complessivamente positivi, in maggioranza sintomatici o con sintomi lievi, 504 le persone in isolamento, per lo più contatti stretti di positivi o persone in rientro da paesi esteri. Quasi 89.000 i tamponi eseguiti da inizio pandemia e la guardia continua a restare alta. Oggi però il tema caldo è rappresentato dalla ripresa delle attività scolastiche. Da lunedì 14 settembre fino a ieri sono stati eseguiti 1.201 tamponi su bambini e ragazzi che presentavano, dei sintomi che hanno indotto i genitori a portarli appunto al tampone. E i risultati alla fine, comunque, anche per dare un segnale per certi aspetti anche decisamente confortante, in totale i positivi risultati alla fine tali sono stati 3. Fanno oramai parte della routine dei controlli i tamponi eseguiti sul personale sanitario degli ospedali bellunesi e delle case di riposo, mentre continuano senza sosta le somministrazioni dei vaccini, in particolar modo quelli per la TBE. A metà ottobre partirà la campagna per la promozione del vaccino anti-influenzale, 60.000 le dosi ordinate per coprire la fascia di popolazione che non rientra nell'età pediatrica e in quella degli over 60. Abbiamo sempre invitato a vaccinarsi contro l'influenza. Quest'anno poi è un invito che è ancora maggiormente importante e rilevante, perché da un lato in questo modo si favorisce anche sicuramente una diagnosi differenziale. Il voto regionale visto dal sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, che guarda alla sua scadenza di mandato nel 2022. Val più il contenuto che il contenitore, questo ha dimostrato la tornata amministrativa delle regionali e comunali in Veneto, che ha premiato le persone e sempre meno i partiti. Il primo cittadino di Belluno, città laboratorio che 8 anni fa ha espresso un'amministrazione senza coloranti, come recitava lo slogan della lista In Movimento, analizza l'esito del voto per le regionali. Zaia ovviamente ha lavorato bene durante l'emergenza Covid, aveva lavorato bene tutto sommato anche su Vaia, e le persone hanno preferito premiare lui o comunque
comunque dare più fiducia a lui che non al contenitore di un singolo partito, e quindi era un risultato assolutamente scontato. Da questa esperienza Massaro guarda la sua scadenza di mandato nel 2022. Noi, spiega il sindaco, nel 2012 e nel 2017 siamo stati premiati dai cittadini che hanno guardato con fiducia alle liste civiche più aderenti alla realtà del territorio. Bisogna ragionare su questo e partire da questa constatazione, perché ormai non si può più parlare di un caso, ma è già capitato 2 volte e oggi capita anche con le regionali, e quindi è evidente che questo è il punto di ripartenza. Se questo punto di partenza potrà significare la stipula di un nuovo patto tra le civiche e i partiti, pare però una conclusione affrettata tanto per il centro-destra che per il centro-sinistra. Ma Massaro, che abbandonò il PD nel 2012, sembra avere le idee chiare. Dei partiti, afferma il sindaco, c'è assolutamente bisogno per evitare derive populiste. Tuttavia nel tempo hanno perso il ruolo di formatori della classe dirigente, che oggi è rappresentata da esponenti delle civiche già pronti a mettersi in gioco. Oggi a Palazzo Rosso ci sono molte persone molto capaci, sono credo a disposizione del centro-sinistra, e che il centro-sinistra abbia bisogno di loro e anche dei partiti per riuscire a governare bene questa città. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre al termine ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta nelle scorse ore interesserà il nostro territorio anche nella giornata di venerdì 25 settembre. Il dettaglio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra una situazione decisamente instabile, condizioni di maltempo con piogge e temporali diffusi su tutte le province, a tratti anche intensi. Limite della neve in calo fino a quote in tarda serata intorno ai 1500-1700 metri sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature minime tra i 10 e i 13 gradi, massime tra i 18 e i 27 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci e precipitazioni un po' dappertutto sulla regione, e localmente i fenomeni potranno essere anche di forte intensità. Temperature minime fino a 15 gradi, massime sui 23-25 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto lo scenario, ma il tempo anche qui intenso, con temporali sin dal mattino su tutta la regione. Temperature in calo, minime sui 6-7 gradi, massime invece fino a 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Arrivederci.